Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con l'informazione di prealpina.it delle ore 13 di oggi, martedì 11 maggio. 2 morti sul lavoro nel giro di poche ore settimana scorsa, uno a Busto Arsizio e uno a Tradate. E così questa mattina i sindacati hanno proclamato 4 ore di sciopero generale per chiedere più sicurezza. Andiamo a vedere com'è andata nel servizio di Nicola Antonello con le immagini di Agenzia Blitz. I sindacati la descrivono come una strage e, per questo motivo, oggi hanno indetto 4 ore di sciopero generale per invocare maggiore sicurezza sul lavoro. I lavoratori hanno incrociato le braccia e CGIL e Cisle Will hanno organizzato un presidio davanti alla prefettura di Varese, dove hanno chiesto innanzitutto un aumento a tappeto del numero delle ispezioni, ma anche un adattamento delle regole e della formazione dei lavoratori rispetto ai nuovi macchinari e metodi introdotti con Industria 4.0. E ancora, i sindacati propongono che diventi prassi, all'interno delle aziende, la possibilità per un lavoratore di fermarsi laddove si sentisse poco sicuro durante lo svolgimento di una mansione. Dopo le 2 morti sul lavoro avvenute settimana scorsa nel Varesotto, i sindacati chiedono quindi di non barattare la ripartenza economica con le morti sul lavoro. L'allarme è stato dato sui social ieri sera, ora indagano i carabinieri. Nella notte fra domenica e lunedì i soliti ignoti si sono introdotti in 2 negozi in centro Luino, in via 25 aprile, uno dei quali era quello del fiorista, e hanno messo le mani su quanto era in cassa. Forse speravano negli incassi della festa della mamma. Poi, invece di darsi alla fuga, sono entrati nei garage di alcuni palazzi della zona. Non è chiaro al momento l'ammontare dei bottini. Incidente questa mattina alle 9:15 a Tradate in corso Matteotti all'altezza di via Montegrappa, dove si è ribaltata un'utilitaria su cui viaggiava una coppia di anziani, un uomo di 85 anni e una donna di 80. La coppia è rimasta intrappolata nella vettura e per estrarla è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Gli anziani sono poi stati portati all'ospedale Galmarini per i controlli del caso, ma non sono in pericolo di vita. E un altro grave incidente si è verificato sulla 9 tra lo svincolo di Uboldo Riggio e il bivio con la 8 in direzione sud poco dopo le 11:30. Coinvolti un camion, un furgone e un SUV. Feriti 2 uomini di 52 e 67 anni, lunghissime code nella zona del bivio. E chiudiamo con la politica. Siglato l'accordo di coalizione del centrodestra per le prossime elezioni amministrative a Varese, Busto e Gallarate. Correremo uniti, ha annunciato il segretario provinciale della Lega Stefano Gualandris. I candidati saranno Roberto Maroni a Varese, Andrea Cassani a Gallarate ed Emanuele Antonelli a Busto Arsizio. Tutti gli approfondimenti sono già su prealpina.it. Bene, con questo è tutto, l'appuntamento con l'informazione di prealpina.it torna questa sera alle 19. Buon pomeriggio!